Realizzerò un governo nel segno della novità. E questo è il momento di una nuova stagione, un'ampia stagione riformatrice. La salita al Colle alle 9:30, l'incarico da Mattarella, gli incontri con i presidenti di Camera e Senato, le parole che creano l'embrione del governo giallorosso e che in un certo modo rispondono alle critiche di chi ha sempre visto una parte dell'ormai defunto esecutivo giallo-verde come il governo dei no. Non sarà un governo contro, sarà un governo per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese. Ora però si va al vedo e il vedo significa programma e ministri, una squadra da trovare entro lunedì per tornare da Mattarella e sciogliere le riserve, trovare la sintesi tra due partiti da sempre opposti l'uno all'altro. Il monito del premier incaricato è ai due schieramenti. Questo è il momento del coraggio, il momento della determinazione. Ci separano poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio, dobbiamo metterci subito all'opera per definire una manovra economica che contrasti l'aumento dell'IVA, che tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita. Dall'altra parte un Salvini tonante contro quello che definisce già il governo Conte che fa rima con Monti. Se qualcuno pensava che lo scorno per aver provocato una crisi di governo ed essere rimasto vittima lo avesse depresso, il segretario federale risponde tornando alla carica. Il 14 settembre ci sarà una riunione di tutti gli amministratori locali della Lega, consiglieri comunali, assessori comunali, consiglieri regionali, governatori, sindaci. È l'opposizione a questo governo delle poltrone. Poi Pontida il 15 settembre, Gazebo in piazza il 21 e 22 settembre per dire no al governo e non è finita. Il 19 ottobre una vera e propria marcia su Roma. Prepariamo a esserci, nel nome dell'orgoglio, della compostezza, ma della fermezza, a Roma in tanti.